Il 30 giugno 2008 la tragedia. Federica Squarisa, in vacanza in Spagna, fu uccisa da Víctor Díaz Silva, uruguaiano, detto il Gordo, che fu condannato a 17 anni e 9 mesi di prigione. Tra un anno, nel marzo del 2026, sarà un uomo libero. In pratica, però, si è già rifatto una vita grazie alle norme della legislazione iberica che gli hanno consentito di vivere stabilmente fuori dal carcere. Una notizia che riapre la ferita nella famiglia di San Giorgio delle Pertiche, ancora provata dal dolore. L'avvocato Pardo, all'epoca, prese l'auto e viaggiò tutta la notte fino a Barcellona per seguire la prima fase delle indagini, fino all'arresto del Gordo. Nessuna pena potrebbe mai restituire Federica ai suoi genitori, ai suoi cari, ai suoi fratelli e sorelle, eccetera. Quindi non andiamo a valutare l'entità della pena, ma gli effetti che la pena ha avuto su questa famiglia. E io posso testimoniare che è stata una pena distruggente. La notizia dell'ormai imminente riabilitazione dell'uomo che tolse la vita a Federica colpisce la comunità di San Giorgio delle Pertiche. Questa notizia ha scosso molte memorie di tanti cittadini che ricordano bene, come se fosse successa ieri, la vicenda di Federica. Una notizia come questa va in controtendenza in un momento in cui la ferita purtroppo è ancora aperta e fa fatica ad immaginarsi. Da un punto di vista tecnico, comunque, l'Italia non è poi così diversa dalla Spagna. Perché anche qua in Italia, sebbene uno sia condannato all'ergastolo, per esempio, dopo 20 anni può ottenere di essere ammesso al beneficio dell'istituto della semilibertà. Non ci possiamo meravigliare da un punto di vista tecnico che questo signore abbia avuto in 16 anni, 9 mesi, o saranno 17-18 anni di carcere che farà, che ha avuto la possibilità di riabilitarsi. Non possiamo incidere su questo punto di vista. Quello che resta, sempre ripeto, è il dolore di una famiglia che ha perso una figlia, e di fronte a questo bisogna solo togliersi il cappello e pregare in santa pace. Il sindaco, coetaneo e amico di Federica, si fa portavoce dei suoi cittadini. Una vita di una giovane donna strappata così meritava un po' più di certezza della pena e soprattutto probabilmente una condanna un po' più severa. Ecco. Non è purtroppo nella legislazione del nostro Stato, quindi poco c'è da fare, però ecco, resta molta amarezza.